Il 21 giugno, giorno della Festa della Musica, è stata presentata alla Sala Triacca di Azzate la nuova stagione della rassegna Musica nelle residenze storiche, che da 17 anni apre le porte dei palazzi più belli della provincia di Varese agli amanti delle sette note e del bello. Il direttore artistico Mario Roncuzzi, insieme a Gianmario Bernasconi, sindaco di Azzate, comune capofila della manifestazione, e all'assessore alla cultura Enzo Vignola, hanno svelato i contenuti dell'edizione 2021. Quest'estate, da giugno a settembre, 12 concerti toccheranno 11 comuni, fra i quali Varese, Albizzate, Cazzago Brabbia e Sumirago saranno per la prima volta in cartellone. Questa è una rassegna di svolta, ha sottolineato il direttore artistico Roncuzzi, che segna una ripartenza della cultura. Avere il doppio degli appuntamenti quest'anno vuol dire che molti amministratori hanno mantenuto l'arte come un faro. Il primo concerto sarà il 26 giugno sul Sagrato di San Carlo a Cazzago Brabbia, con il coro da camera Sine Nomine di Varese diretto da Giuseppe Reggiori. Quasi tutti gli appuntamenti della rassegna saranno ad ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione.